Restano ormai poche decine di biglietti per la rinnovata rappresentazione della partita a scacchi di Marostica, quest'anno impreziosita dall'inedita colonna sonora del maestro Valeriano Chiaravalle. Si attendono quasi 15.000 spettatori. Una cosa che non era mai successa, siamo arrivati, abbiamo fatto i conteggi proprio ieri sera, abbiamo venduto il 95% dei biglietti, quindi ancora veramente pochi posti disponibili e c'è tanta attesa e tanta attesa da tutto il mondo, perché abbiamo venduto dalla Finlandia all'Australia agli Stati Uniti biglietti proprio in tutto il mondo, il 30% vorrei dire di biglietti abbondante sono da turisti che provengono da ogni parte del mondo. 2 venerdì e 2 sabati all'inizio di settembre riporteranno la città e il suo castello alla metà del Cinquecento, anche grazie alla presenza di 650 figuranti in costume d'epoca. Abbiamo avuto come al solito tantissime richieste e abbiamo dovuto lasciare a casa purtroppo tante persone. Abbiamo fatto un turnover importante che per questa edizione, ne faremo un altro per il 2028, lasciando spazio a tutti il più possibile. Le interpreti di Leonora e Oldrada, alla prima uscita pubblica, sono tra le novità di un gruppo di lavoro sempre più folto. In tempi di intelligenza artificiale, che cos'è? Qual è il fascino della partita a scacchi? Che è tutto semplicemente naturale, su uno scenario naturale che non può essere copiato.